Questa è un'operazione che è nata in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia per concorrere ad una massiccia campagna vaccinale nel nostro territorio regionale. Ancora più sicuri in fabbrica è il nostro motto, diamo seguito ad una campagna imponente che abbiamo fatto sui tracciamenti con i tamponi rapidi, oltre 95.000 tamponi già effettuati, e continuiamo a sviluppare questa attività che ci ha consentito di mantenere in totale sicurezza i nostri stabilimenti e continuare le produzioni nel momento in cui si annuncia una forte ripresa. La campagna vaccinale ha senso in fabbrica ancora di più in questo momento, perché si vuole veramente estendere in modo massivo la vaccinazione, anche l'apertura delle vaccinazioni nei prossimi giorni a categorie di persone più giovani, dei quarantenni. Nulla toglie al fatto che anche le persone che dovessero registrarsi potranno fare il vaccino all'interno delle fabbriche in questi centri. Ho parlato stamattina con l'assessore Riccardi, l'apertura potrebbe essere imminente di queste procedure qui nelle nostre zone che abbiamo attrezzato e nelle fabbriche, e quindi questo creerà un vantaggio assolutamente importante, perché si vaccinerà a blocchi, quindi tutti quelli che stanno all'interno della fabbrica verranno vaccinati indipendentemente dall'età.